Una città strana e piena di insidie. Bagagli pesanti da trasportare. Dogane difficili da passare. Un aeroporto che riserva molte sorprese. Tutto questo è Palermo Security, occhio vivo a Punta Raisi. Il signor Rikamai Kimanu è volato dalla Manciuria fino a Palermo per aprire un negozio di lenzuola. Dato che è sprovvisto di licenza, la gente che si occupa dell'immigrazione stenta a credere alle parole dello straniero e vuole verificare il passaporto. Allora, lei mi conferma che viene dalla mancione? No, lei si sta sbagliando, di casa è potea, si chiama Manciuria. Va bene, sbagliamo una vocale, con se vuole internazionale non si capisce più niente. Ora la faccio parlare con il traduttore perché lei parla arabo. No, lei si sta sbagliando perché è ignorante. Grazie all'intervento telefonico di un traduttore simultaneo, Collega chi sono né cinese manco arabo, chi se te cata pepe. la gente può iniziare i controlli di routine. Come spesso avviene, la burocrazia è molto lenta. Mi raccomando, cacciare, sarà spesa non ti sguidare la miona. Io non ho avuto chi li che non pigliasse, ne teniamo like. E il signor Kimanu ne approfitta per schiacciare un pisolino. Accertata la veridicità della documentazione, al signor Kimanu viene rilasciato un permesso di soggiorno con il quale potrà aprire l'ennesimo negozio della Lanterna Rossa. Io sapevo che questo cristiano aveva tutte cose a posto. Io non era come passi a scimmia, io avevo vista le 100esime. A Pontarrai se ci vuole occhio vivo.